Il dialogo c'è, l'interlocuzione prosegue nei vari livelli istituzionali, ma di concreto per i 100 lavoratori Italcementi ancora nulla. Anche questa mattina nel tavolo tecnico che c'è stato a Palermo presso la Commissione alle attività produttive dell'ARS, il gruppo industriale ha ribadito la volontà di volere chiudere a settembre lo stabilimento Empedoclino. Non è competitivo, non c'è mercato, buona parte di cemento prodotto rimane invenduta, ha osservato la società bergamasca, che poi ha anche posto l'accento sul problema legato all'inadeguatezza dell'impianto. Insomma, un quadro molto chiaro e netto, quello tracciato dalla proprietà, che non lascia, è il commento di Francesco Cacciatore, lavoratore e rappresentante RSU della CGIL, intravedere nulla di positivo all'orizzonte. Non torniamo a casa ottimisti, aggiunge, anche perché conosciamo bene le dinamiche interne all'azienda. Azienda che ha confermato dunque la chiusura e l'avvio delle procedure per l'accesso agli ammortizzatori sociali. Poi nel frattempo si vedrà se il mercato del cemento avrà avuto segnali di ripresa e se la politica avrà fatto la sua parte. Già la politica, le istituzioni, almeno nelle intenzioni l'impegno sembra esserci tutto. Alla commissione di oggi presente l'assessore alle attività produttive Marco Venturi, il quale ha subito chiarito che la sua assenza nel tavolo romano è stato solo determinato da un equivoco. Venturi ha assicurato che il governo siciliano ce la metterà tutta per non lasciare al suo destino lo stabilimento Italcementi di Porto Empedocle. A sollecitarlo la deputazione regionale agrigentina presente all'incontro. Abbiamo fatto tutti i pressing, spiega il parlamentare del Partito Democratico Giacomo Di Benedetto, e continueremo a farlo per cercare di scongiurare il rischio licenziamenti. Attorno a tavolo anche le organizzazioni sindacali, l'amministrazione comunale empedoclina con in testa il sindaco Lillo Filetto e l'amministrazione provinciale rappresentata dal vicepresidente Paolo Ferrara. Le parti si rivedranno a metà luglio, ma a Roma, per riprendere il ragionamento già avviato qualche giorno fa presso il Ministero dello Sviluppo Economico.